C'era una volta un Dio che volava nell'infinito da un tempo eterno, era onnipotente, ma si era tanto annoiato. Allora gli pareva che il massimo della felicità fosse nell'avere desideri. Che incomincia a cercare il pianeta Terra, cerca l'uomo, perché sa che l'uomo può sognare l'impossibile, ma scopre che l'uomo non ha imparato a sognare. La Terra è popolata come di un brulichio, di formiche, di uomini tutti frenetici che si fanno le guerre e cercano in tutti i modi di complicarsi, ma non sanno sognare, tutto fanno fuorché sognare. Allora lui dice: sarò io il primo uomo che sogna, e cerca sulla terra un'isola disabitata dove può vivere solo, e qua vede in un piccolo mare un'isola a forma di piede. Si cala in quest'isola ancora selvaggia, piena di pietre, si concentra e si fa uomo e si fa vecchio, perché per avere dei desideri bisogna vivere con fatica. L'isola dispone di sassi, di sugheri e uno sciame di api che lo segue. E lui cattura tutto questo e con semplici arti umane costruisce un alveare. Un giorno lui si è addormentato e un'ape lo disturba e con un gesto della mano involontario allontana l'ape, ma si lascia sfuggire una scintilla di potere divino, e così tutto lo sciame si trasforma in una tribù di piccolissime divinità femminili. Nascono le Yanas, conquistano la dimensione umana giocando a fare le donne. Essendo profete, sanno che le donne sarebbero arrivate nell'isola prima o poi con gli abitatori umani. Scavano a casa nella roccia e le arredano giocando a fare le donne come le bambine giocano a fare le signore. E finalmente all'orizzonte la prima imbarcazione umana. E arriva uno strano popolo, questo popolo dei Sardi, non si sa bene da dove venisse. Era un popolo rude, selvaggio, duro, era un popolo di guerrieri e le donne erano schiave da millenni e le fate volano intorno alle loro teste per convincerle a lasciare il lavoro pesante agli uomini. E così finalmente le donne entrano nel mondo delle Yanas, dove imparano a affilare e a tessere sui telai preparati dalle Yanas, che essendo state api avevano una geometria genetica, per cui questi telai sono costruiti con estremo rigore. Le donne avevano portato una qualità essenziale per la creatività, la pazienza, e allora rigore e pazienza erano la condizione ideale per la creatività. E così nascono i tessuti delle donne sarde, che erano popolati di immagini ritmiche e simboliche. Qui finisce il racconto di Dessì e io continuo. Queste immagini simboliche dei tessuti passano dal filo alla pietra, dal femminile al maschile e dal simbolo al significato. E così nasce l'alfabeto, nasce la scrittura, con la scrittura la memoria, e solo quando la scrittura diventa memoria conquista il ritmo e diventa poesia.